Noi per chiedere uno spazio pubblico, per chiedere l'aggiunta di una sedia o di un tavolino, dobbiamo fare 1000 richieste e aspettare 6-7 mesi. Questi non autorizzati fanno quello che vogliono, si è capovolto tutto. Quanto perdi come incasso di un sabato? Io perdo tanto perché comunque io il sabato apro alle 8 del mattino e chiudo anche a mezzanotte. Dai 2.000 ai 4.000 euro di perdite, gli esercenti di Campo Santa Margherita gridano all'ingiustizia. Saranno loro a pagare il prezzo più alto per una manifestazione che ancora viaggia solo sul web. Dobbiamo lavorare il sabato, che si lavora di più di tutti i giorni, quindi non so cosa facciamo. Chiudiamo e speriamo che finisca subito e le riapriamo subito. Noi lavoriamo sabato un po' di altrimenti quello che è alto soldi, perché ci sono gente sabato vengono a Venezia per vedere, se non lavoro quindi comunque era meno. Mi sembra impossibile che non si possa fermarli prima. Non dovrebbero neanche farli arrivare qua, quindi se li bloccassero a Piazzale Roma non ci sarebbe problema. Qua siamo in 30 solo in questa piazza, 30 attività commerciali, anche di più, che verranno penalizzate. Sedie da stipare all'interno e così i posti alternativi ai plateatici si riducono ancora di più. Non ci sanno dire quando finisce, non ci sanno dire se possiamo lavorare e se fanno danni, chi li paga? La notizia si è già diffusa anche tra i residenti. I black bloc ci mettono in mezzo, si infiltrano per fare danni, per far diventare questa manifestazione qualcosa che non va bene. Se sono qua io vado di là, trovo una scappatoia come passaggio, ecco. Certo non mi avventuro qua e spero che sia ben sorvegliata soprattutto. L'ordinanza avrà validità fino alla dichiarazione di cessata esigenza da parte delle autorità. E a noi non ci paga nessuno. Sei arrabbiata? Molto, molto.